Rieccoci qui con un nuovissimo video. Che cosa pensate che stia facendo? Ve lo dico subito. Sto iniziando una nuova serie. Che serie dite voi? Serie Survival normale. Scusate se sono raffreddato. Sono raffreddato, andiamo a creare il mondo. Inizialmente avevo pensato di fare un Ocean. Siccome a me Ocean mi si dia troppo, non mi piace molto perché devi fare un casino di cose, ho deciso di fare questa serie. Quando che carica? Ah, costruisco il terreno, un passo in più abbiamo fatto. Vediamo dove spawniamo. Bello. Stiamo caricando perché laghicchia un po'. Siamo nella giungla. Forse lagga un pochino, giusto un po'. Andiamo a prendere. Andiamo a prendere un po' di legna. Spero che voi capiate i materiali con la texture che sto usando. Anzi, per agevolarvi ne metto un'altra. Questa è la texture che uso io, la Cloud Escape, che è un po' più buona, un po' più. Aspettiamo che carica. Sta sostituendo tutti i vari materiali. Ecco, si vede un po' meglio. Lol. Abbiamo preso la legna, bene. Già qua io vedo una bella montagnozza. Bello, un'isola. Ah no, spero che la retta su un solo blocco. Bello. La casa me la farò qui. Là abbiamo già una pioggia di lava. Beh, qualche modifica facciamo là. O la fabbrica d'ossidiana o la fabbrica di petrisco. Andiamo a farci no, che cretino che sono. Andiamo a farci la cosa più essenziale di tutte, la crafting table. Azioniamola. Ho bisogno di questo legno. Respiro malato perché sono raffreddato. E allora diciamo che sono io un po' sibiato perché da poco ho visto il nuovo episodio di Mindtech, l'episodio 6, e ci sono rimasto di schifo quando quei zombie l'hanno ammazzato. Ma comunque capita nella vita. Piccone, iniziamo a scavare. Bello. Bello. Facciamo una caverna. Come una cosa già fatta. Primo episodio ferro.
cosa interessante, molto bello, molto bello. Io corro subito a farmi una piccola. Cosa faccio? C'è una bella piccozza di pietra, subito, e facciamo, no dai, mi faccio poi la spada di ferro, e andiamo subito a prenderci il nostro, giusto per un piccone. Scusate il lag, un po' io ho visto. Che porca, oh, scusatemi, ma per ora lavoro in corso, così diciamo di notte non entra nessuno, e inizio a farmi la mia bellissima casa. Facciamo una casa, allarghiamo, mettiamo, non so perché sto scavando qua, però vabbè, qua faremo la nostra miniera casalinga. Che schifo, quanto c'è. Su, selce. Non ce l'ho fatta. Che cavolo lo metto io il blocco adesso? Allarghiamo qui. Ecco. Allora. Ci rivediamo dopo che ho fatto tutto. Come potete notare ho dato una forma decente a casa. Adesso andiamo a piazzicchiare tutte cose. Intanto facciamo una fornace. No, niente. Bene, andiamo a cucinare il nostro ferro. Il tempo del nostro ferro si fa. Intanto, siccome dobbiamo andare a scavare in miniera, io diciamo direi di farci un altro piccone e una spada. Ora andiamo subito a cercare carbone. Ehi, la ferro! Tanto per non sbagliare. No. Prima un filo di ferro, perfetto. Allora, ci rivediamo quando trovo qualcosa di interessante. Ecco, ho trovato qualcosa di interessante.
due di ferro. Mentre direi di cominciare ad allargare qui, perché diciamo se c'è del carbone ci serve molto 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 quanto ho detto molto molto bene molto. Allora speriamo che questa serie vi piaccia, duri tanto, perché se è tipo una serie che dura poi che non vi piace io cambio, faccio, non lo so, ditemelo voi qua sotto con qualcosa in descrizione, in descrizione poi io non so che ho detto, lasciate un commento, un bellissimo pollice in su e lasciatemi anche, no, si è rotto il pico, 8, non so se l'avete sentito. Allora, vediamo adesso, abbiamo preso altro piccone perché quello là gentilmente ci si è rotto. La ferro! Ma io sono oggi sono, cioè primo episodio ferro a volontà. Sono impedito oggi col piccone. E abbiamo trovato 7 di ferro. Andiamo ad lavorare. Secondo le mie conoscenze, dove c'è ferro c'è carbone. Tanto vorrei dire che abbiamo un bioma bello, ma giungla, non è che sia chissà che cosa, però preferivo foresta d'acacia là. Non so foresta d'acacia, savana, deserto roccioso, al massimo. Bene, possiamo notare, qua non c'è un cacchio. Molto bene, molto bene. Iniziamo a scavare. Allarghiamo. Non vedo che si dica un pezzo di carbone. È per risalire! Ma io sono proprio mongolo oggi. Bene, abbiamo i blocchi noi. Risaliremo mettendo più trisco. Scusamo. Non è molto. Buttiamoci. Ho trovato una caverna. Che sto ferro proprio oggi è ferroso. Terra. La matriosca, ragazzi! Questo episodio è veramente ricco. Aspetta, ho sentito della lava. Non me ne frega niente. Mi sa che diventa col ferro. Io ecco il carbone. Tanto teso. Carbone. Intanto facciamoci il nostro piccozzo. Abbiamo. Stiamo sentendo le nostre prime exp. Magari più in là potremmo forse farci un enchanting table. Tipo l'immagine tipo adesso arrivo ASD
trovo tipo diamanti. Perché è possibile? Perché con Minecraft è tutto possibile. No, no, no. Perché devo mettere forza un blocco? Ecco. Preferisci? Perfetto. Ma che? Ancora, va bene. Basta, non ne metto più blocchi. Ok. Lascio il primo buono e andiamo a esplorare. Sarei veramente affascinato da niente perché non c'è niente. Non c'è niente. Però io ho visto lapis lazuli! Non ci serve a niente. Lo prendo per estetica. E abbiamo eh, lava. Tra 3 mesi si romperà il piccone. Sicuro, perché è sicuro. Uh, che cosa interessante. Cerchiamo di tappare la lava. Ragazzi, abbiamo trovato della redstone. Dov'è la redstone? E qua la redstone. Quindi sono proprio intamato. Non me la dà! Ho dove un piccolo ferro. Giustamente io non ho. Si dica. Tanto io. Dovrei, come dire. Vabbè. La redstone. Cosa ci faccio? Ci posso fare la bussola. Non ho bisogno del legno. Dove ho le coordinate? Facciamo un bello screenshot. F3 si aveva. Sì. E risaliamo da dove siamo venuti. Poi usciamo fuori. Prendiamo della legna. Ma quanti buchi sto scoprendo? Non sto scoprendo nessun buco perché volevo qua fa. Molto interessante. Adesso la cosa importante è ricordarci dove. Ma quanto ferro? Un bioma muy ferroso. Da dove si risaliva? Si risaliva da quel buco là. Ragazzi, ci rivediamo quando sono salito. Sono riuscito a risalire muy fortunatamente perché avevo l'ultimo piccone. Ok, credevo che non potevo più. Prima di andare a fare queste cose io dovrei andare a prendere contatto. Bene ragazzi, non vi voglio, ho fatto un po' di cose come potete vedere, non vi voglio
anticipare niente, non voglio fare tante cose in questo primo episodio perché voi dovete continuare a vedere la mia serie. Quindi io non farò anche tante cose ora. E farò dopo. 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 Bene ragazzi, per questo video è tutto. Vi ricordo di iscrivervi, commentare, fare tutte cose. E per questo video è tutto. Ciao ciao!